eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling inside right now. So baby, let's just turn down the lights and close the door. Ooh, I love that dress, but you won't need it anymore. No, you won't need it no more. Let's just kiss till we're naked, baby. Versace on the floor. Le preoccupazioni ci stanno come al solito, perché per chi comunque non è come noi, che ha imparato proprio alla perfezione, ha una parte molto più grande, devo dire la verità, apprezzo molto questa loro volontà, perché sono persone grandi che meritano, e come anche il nostro carabiniere qui che sta vicino a me, che ha una parte più grande della mia e che merita davvero tanto. Ok, allora dimmi qualcosa tu, dai. Niente, figurati. E niente, davvero non mi aspettavo di dover fare il carabiniere. Spero davvero un sacco che in queste sere mi venga a vedere il carabiniere che una settimana fa mi ha fermato già al porto. Speriamo di divertire il pubblico e che tutto vada bene. Speriamo Di divertire il pubblico e che tutto vada per il meglio. Allora, questa è la prima volta che recito con questo gruppo, in realtà questa è la compagnia di papà, per recitare con lui Bello. questa volta sono venuta anch'io, insomma Una cosa recitiamo insieme, bella. abbiamo poche battute insieme, però il fatto di passare appunto più tempo con lui, per questo, e stasera sarò una badante ucraina. Che dite, ci siamo come colori? che parte fai? Faccio la parte di Rosina, una zitellina che fa sogni premonitori. Ma è viva? È viva! Ah, no, di che è resuscitato. E perché mamma tutto che se questo? fosse l'unica perché- femmina che si cura un viso e si mette la camicia da No, di che perché così bianco? perché sono una donna che si cura il viso. Ah, quindi adesso stai facendo. Io mi alzo dalla Sono notte. creme da notte che hai messo. Antonio, tutto ok, è una bella commedia, è divertente, vediamo che fa questo Garibaldi, che è un uomo che si chiude Garibaldi. Chi è Garibaldi? Non dico, è Vincenzo Torto, state attento, è bello, è spiziosa, vediamo che succede. Questa è mia moglie in vita E nella commedia. Io sono la signora Capassa, una vicina di casa. Per me questa è la prima commedia che faccio con questa compagnia e c'è da divertire. In bocca al lupo a tutti quanti e capi cacciatori. Certamente. Allora questa è una piccola intervista, io parto da Genova per andare in Sicilia, ci parco a Massaro, faccio i 1000 e comincio a partire verso sopra. Quando arrivo un po' più sopra trovo quella bella signora Anita. Poi sono Anita, Antonio. Già è vero. E allora? E Mi fa allora? emozionare un poco, poi dopo ci faccio una preghiera. Mi dispiace che stiamo con bene, io me ne vado, addio. Mi lascia sempre solo. Mamma mia, che peccato. Sì, questo è un copione ideato e scritto dal regista Ernesto Di Liddo, quindi è proprio inedito, voglio dire, non è... Quindi noi ci metteremo tutto il nostro, soprattutto per far contento il nostro regista, perché è un suo frutto, quindi è una sua creatura. Quindi cercheremo di metterci il possibile. Dobbiamo vedere. Qualcosa in più questa volta. Certamente. Comunque rimaniamo a Anche alla truccatrice. Sì, sembra, ormai ci siamo abituati, l'emozione c'è sempre perché è sempre come fosse la prima volta, come quando ti innamori e vedi il fidanzato, ti viene il batticuore, così udato. Bene, buono. Questa è mia figlia. Accidenti, complimenti. Che farà la presentatrice? La presentatrice. Allora, dimmi qualcosa. Niente, questa finalmente siamo riusciti a portarla in scena questa commedia di Ernesto, che già la dovevamo portare qualche anno fa e poi è saltato il progetto. Fortunatamente quest'anno. Noto come ne parli, noto che ti piace molto, ci tenevi. Sì, è molto bella, è brillante, la gente senz'altro si divertirà, sì. C'hai le sue. Tua figlia è la prima volta che la porti? No, mia figlia ha già recitato anche, sì? ha recitato anche, sì. Va bene. Però quest'anno ha voluto solo presentare. Okay. Ufficialmente dal lato Bosco sto perlomeno da 30 anni. Sì. Mi piace questa commedia?
Sì, sì. Bella? Bello. Gli attori, divertente, brillante. gli attori principali nelle prove sono andati benissimo. Quindi bene. speriamo. Andrà tutto bene. In bocca a lupo. Allora, è di mia abitudine scrivere delle commedie su fatti realmente accaduti. Non tanto tempo fa, quando ci fu il 150° anniversario di Garibaldi, io lavoravo di notte in portineria, dunque la notte avevo tutto il tempo di pensare e mettere la penna su foglio e scrivere. Mi venne l'idea di fare qualcosa su questo 50° anno della morte di Garibaldi, e così ho messo questa commedia. Però come tutte le commedie bisogna sempre intrecciare qualche cosa, mettere qualche cosa di veritiero, e mi è parso giusto di mettere in questa commedia in primo piano Garibaldi, che è una forma diciamo che fa una parte diciamo comica della commedia, e poi una famiglia normale composta dal padre, dalla famiglia, e poi ho messo diciamo questa suocera, la nuora che aveva delle idee, diciamo, insomma è tutto un intreccio che io mano a mano ho cercato di assemblare, e mettendoci oltre 18 persone dentro, in modo da completare atto per atto e completare questa commedia e renderla diciamo comica, brillante. È tutto qui, e ci vogliono delle idee, ci vuole la fantasia, altrimenti non si va avanti. Vale tutto qui. Ci hai lavorato, se suppongo mesi e mesi, forse un anno. E qui sei. Comunque sono contento di questo lavoro che ho fatto e ci ho creduto molto, e spero che riesca come io desideravo. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore, ti ringraziamo ancora una volta di averci dato la possibilità di calcare le tavole di questo palcoscenico. Siamo degli uomini dilettanti che si cimentano in delle altre imprese, lo facciamo senza presunzione, con modestia e in punta di piede. Non vogliamo calpestare le opere, non vogliamo impancare grandi nomi, ma vogliamo essere guidati per mano, affinché possiamo regalare un sorriso o un attimo di serenità a chi è venuto a sentirci. Ma se tutte le luci si spegneranno, fa che il faro della tua grande bontà ci illumini per la retta via. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma ci salvare. San Giovanni nostro, aiutaci e fai in modo che andiamo tutti bene e chiudiamo in bellezza. Tutti a posto. Signore e signori, buonasera. La filodrammatica Don Bosco, alla terza rassegna del Teatro Isolano, presenta una commedia comica in 3 atti dal titolo Sim tut Garibaldi, scritta e ideata dal regista Ernesto Di Liddo. Lo spettacolo si terrà anche domani 4 marzo, sipario ore 21. L'opera è tratta da fatti realmente accaduti che l'autore, con la sua fantasia, ha esasperato riportandoli nel quotidiano di una semplice ma allargata famiglia napoletana.
Tutti i personaggi saranno coinvolti da un passato che diventa presente e sconvolti invece da sogni che si tramuteranno per incanto in una tangibile realtà. Bene, a questo punto rivolgiamo i nostri ringraziamenti all'Associazione Amici del Teatro, al Comune di Ischia che ci hanno consentito la realizzazione dello spettacolo. Un caloroso ringraziamento va a voi tutti in sala per la vostra presentazione e vi auguriamo buon divertimento. Che freddo! Ha fatto la neve, papà. Sabe, io sto qua. E o Papa sta a Roma. Hai detto buongiorno. Ma tu te l'hai fatta a roscia? Proprio perché me l'ha già fatta, ci ha fatto una botta di vino io. E tu il caffè l'hai preparato, sapete? È una vita che ti dico. La mattina quando mi alzi in piedi, perché uno sa andare prima in piedi, la prima cosa che deve vedere è una bella tazza di caffè nero e fumante in coppa d'alla, altrimenti il motore non va in carburazione. E che da chi sa pensare che alzarsi la mattina è una cosa facile. Devi sapere che prima di ogni altra cosa ti assettando un pulito e mettere i piedi fuori. Poi ti devi mettere le pantofole, sempre si è tuo. Chissà perché in questa casa le pantofole non si trovano mai, se non vanno camminando per fatto loro. Fatto questo, viene la parte più difficile. Sì, perché prima di alzarti ti devi assicurare che il sangue è andato in circolazione, o se no ci sta il pericolo che ti vengono i giramenti di capo e ti stiano longa a terra. Fatto questo, con molta calma, sapete, ti poggi alla parete, così, ti alzi, fino si picchia innanzi al rete, e quando sei sicuro di te stesso, incominci a fare i primi passi, e capiti? Già, chi non neonato deve fare i primi passi, no? Poi arrabia il braccello per non perdere l'equilibrio e correndo mamma e fa guè. E la mamma le fa la bottiglia alla prova. Allora comincia a fare un'attrice di teatro. Sapete, tu non ci devi scherzare sopra. La mia è un'età critica. Il motore non va più come una volta. Comincia da caccabotta, comincia a fare un po' di lucine. E il caffè per me è come si può suogliere. Perciò se non mi prende il caffè, il motore si fa la ruzza e non parte. E non volesse fare la fine del nonno. Niente di me. Tu stai scassato che sta mano. Ma chi le fate sta meglio? Tu hai una vita che ti piglia stuoi. Ma credo, metti per coppa e se ne scende per sopra. Stammi a stendere a me. Il tuo motore non è stato mai buono. Ma sì, te la giarisce. E una volta ci manca lui. E una volta viene la batteria a scarico. Uè, tu mi dici a me quando è che sei stato efficiente? Ma vieni a fare un controllo generale, un collaudo, una revisione, fate donare, se faccio facile. Sentite a questo. E allora come stava parlando tu mi hai fatto proprio un rottato. Ma già gli tanto in tuo ferrovecchio.
Ah, sentite che mangia sentire dice, un padre esemplare come a me che ha saputo costruire una famiglia, che ha portato innanzi moglie e figlie, deve essere trattato in questo modo. Su! Questa è la ricompensa, per chi per una vita intera ha vissuto di lavoro, sacrificio e sopportazione. Sopportazione, mi si tocca a me, sopportazione. Io quando chiacchiero che ha fatto per pochi caffè. Ha raccontato la prima fiaba stamattina, ma a poco ci si mette pure Garibaldi. Quello è un'altra croce. Fino a stasera, chissà quando ad acciucciaria che si debbano ascoltare. Non ti preoccupare, ho chiuso il libro, anzi sai che faccio? Mi bevo il caffè e me ne vado pure a bestere. E fai proprio buono, vatti a bestere, ma chi ha spinto? Vai, che come si fa? Rusnelli, Pozzetto bene! Mamma mia! Lazzaro! Ma guarda Lazzaro che è? Alzati e cammina! Cammina! Mamma mia! Sempre, volesse sapere una cosa, ma perché marito ti fa sempre scema? Gli dica capoa, ma per una morte scavata sotto terra! Ma però, Rosanè, Sarami, tu mi hai fatto impressionare pure a me. Ma dico io, tu cuonce che sta manina. È una persona che sta sopra il pensiero. Ti vedi apparire, long, young. Tu mi guardi sta cenare dall'obito. Questo sono un numero. Nemmeno se io fossi la prima donna che indossa la camicia da notte e si cura il viso. Vuol dire che da domani mattina mi lavo e mi vesto prima di presentarvi a voi. A così non mi mette a paura. Ma no, io volevo dicere, sora mia, che sei stata come un'apparizione improvvisa. Ma non Rani, con l'apparizione. Poi sei uscito tutto in coincidenza con questo lampo e questo tono e qualsiasi persona si sarebbe impressionata. Qua siete, vieni qua, pigliamoci un caffè. Sta bene, io già dice la verità, a solo da Rosanella, io per sfortuna mia avevo tutte le urne. Ma stavolta a capo mi ha fatto mettere a paura, guarda qua, mi sono gelato tutto lo sangue in e vena. Mi sembrava di stare nella casa dei fantasmi, ma tieni presente. Caffè l'ha già fatto molto bello fresco. Mi sa bene. Rincuoriamoci un po'. Allora, questa stanotte che suona che mangia fatto. Solo Dio sa, a come non mi è venuta una cosa. No, si è brutto. Tieni a dirla per te. Oggi pazienza, voglio stare nuovo qui stamattina. Ma sì, ma sono adesso. Se certi cose non ne dica a te, a chi l'ha già dice? Ma no, sorella mia, è che già stamattina ci è cominciata una tarantella con pioggia. Per pochi caffè. Ma a poco venne pure un nonno, chi le vuoi nata a roce, la vorrei iniziare un poco più tranquilla stamattina, già sto stanca a prima mattina, hai capito? Ah, io non lo so come si andrà a fare, ma a poco vengono pure i guaglioni, quelli devono fare colazione, se avessero a spaventare è meglio di no. Sì, tu sono oggi paziente, un punto a volta quando sto un po' più sereno. Fammi a cominciare a stare un po' più allegramente, capito? Ma sai che faccio? Non mi vado proprio a vestere, capito? Ci rimaro. Come vuoi tu? In questa casa mi hanno dato tutto quanto il letto e l'abbandono. Buongiorno, sì. Buongiorno, signorine. Avete dormito bene? Ma avevo tutto di un matto. Sì. E che ha zrumuta tutta nottata, con stella a coppa panza. E che sto posto niente? Ha fatto un'altra a parlare di suono. Ha zrumuto poco e niente. E stamattina non andava via mai per scendere a letto. Caterina, tu vai trovare a fare caso un dito. Io mi sono cuccata dritta e ti sei trovata traversa.
E babboia, siete sorelle e sora. Eh sì, siamo sorelle e sora. Proprio come facito voi con mamma. Vaggio sentuto poco prima. Eppure io vaggio sentuto un po'. Beh, e capito sono tu. Se non mi ha ragionato. Oh, vero? E tanto che ragionavo che se ne aiuta a voce linda e va lasciato sola. Non signora, sai, vai a Vestera. E paparino mio? Pure paperino tuo, sai, vai a Vestera. E certamente, avete ragionato pure con lui. Ma io poi si dica chillata. Chi su fa fassa se da così ambrezza? Questo tempo, ma che se ne fa? Va pigliando solo freddo. Che stia vero, chiamo pure. Poi paparino pigliò raffreddore e ce ne frega. E che si può sentire? Poi se unisce le dolore e a roba chi si può sentire? Chi c'è educata a Plasco quando sta buono? Figuratevi malata di dolietta. Oh, ma io ci dico, oggi state a sta casa, non ha da scendere, fa troppo freddo. Un giornale ci sai dire, quando torna a mezz'ora. E poi fa pure compagnia nonna. Non sa se avete fatto casa, mi vengono poco nervosa. Patari, chi lei non lo puoi dire tu? Sei certamente non tu sta a sette. È meglio che io ti dica, perché io sono la sua stella. Lo sappiamo che sei la stella di Paparino. Piccerino, invece mi dicesse che è meglio che se ne scendesse. Che si mette qua e si mette a parlare solo che è franco buono. E che fastidierà? Meglio che si svada così che qualcosa svago. Io a bambino ce l'ho già demannata, ma il Torianoppi che solo le persone intelligenti quando fa. Alla ragione, la piccerella mia, ma che le dici? Che c'entra che parlare solo che è franco buono? Attenti! Signori, buongiorno! Riposo! Io, Giuseppe Garibaldi, nato a Nizza il 4 luglio 1807, generale di 2 mondi, annunzio che oggi 5 maggio 1860, a capo di 1000 uomini, salperò da Quarto, Genova, per una spedizione in Sicilia. Ci fermeremo a Talamone per rifornimenti di vivere ed armi, per poi proseguire facendo altre tappe fino in Sicilia. Brava Garibaldi! A come vedo ti hai preparato pure la valigia. Però, mo, deve fare colazione insieme ai nipotini tuoi. Ben detto, Anita, la colazione è importante per me e per le mie truppe. Ringrazio voi tutti per l'ospitalità. Sicuramente nel corso delle mie campagne vi darà molte soddisfazioni. Permettete. Buongiorno. Questo sì che è un bel quadretto familiare. Vostra mamma, come al solito, vi ha preparato una bella e ricca colazione. Sono giovane, bianco, struino molte energie, specialmente la nonna, che stamattina deve partire per le 2 Sicilie. Si è preparata pure la valigia. Devi partire per le Sicilie. Mamma mia, che si è messo da questa valigia. Garibaldi, scusa, ma non dovevano essere camicie rosse? E poi così vai in Sicilia? Vabbè, perché se potremmo stare tranquilli, sicuramente riuscirà nell'impresa. Ottima osservazione, Big Sion. Nessun ostacolo ci fermerà, nessun ostacolo ci farà fallire l'impresa. A noi, truppe, è ora di salvare! Voi piccoli, se avete venuto alzato e facete cose vostre. Uè, Bixio, assettati, perché ti è nato fuori il caffè? Come si gentile stamattina, lo prendo volentieri. Se avessi scelto a cappotto di buono, stamattina fa freddo e si sente pure. Tutte queste preoccupazioni mi stanno preoccupando. Chissà che si sta su. Che può fare? È vero, non ha da fare sto tempo, no? Io papà pare che me ne vado a camminare, me ne vado un po' al bar, mi leggo il giornale, mi faccio una parte della carta. Paparino, Stellina. songo o non songo la tua stella? Certamente che tu sei la mia stellina. E allora fammi contenta. Oggi non uscire, il tempo non è buono. Perché devi andare a prendere freddo? Allora ragione. Papà, sta a toccare. Vuoi volere a casa tua?
non trovi niente che fa, un giornale tu sai più tardi. Ma tutte queste accortenze non mi state facendo preoccupare, ma forse sono bianchi di faccia, non mi vedo buona. Ma no, papino, è solo che il tempo non è buono, chiamo pure. Ma scusa, ma perché quando è male tempo non si esce? Ma se questo è il vostro volere, e allora vuol dire che oggi non esco e rimango in casa e mi dedico al mio passatempo preferito, che mo in pochi tempo che ci trascurate. Avete sentito? Il papalino a me dà ascolto. Abbiamo sentito, e mo andiamo a preparare, casa patarda. Via, ti posso parlare? Scusami, parla con la bocca. No, è che tengo un suono, me l'ha già fatto stanotte. Oh, sapete, sta bello non da stasera, e mo mi faccio un po' a me, va bene? No, se vai a destra. E tu subito trovato il soggetto ai spicci. Rosane, facciamo un'altra volta. E dammi sta soddisfazione. E poi non suona che ci stai pure tu Alinda. Va buono, te sono assente. Però non la trama a lungo come l'altra volta che siamo arrivati a mezz'ora. E che si tratta? Allora, questa volta mi ha già suonato un piano lungo e stretto. Alberi a qua e a là. E poi in fondo a questo piano c'era un grande cancello di ferro nero, come se era l'entrata di un cimitero. Pozzetto Belena! Mamma, è che si sono qua suonati da prima mattina. Mamma mia, che la perciò Isabella non dà sana a sentire. Che vedete se che si sono suoni, madonna mia. Ma no, che capite? Che la commensa che diavolo! Finisci che da unta! Senti, abbiamo, che ci posso fare? Poi non suono che interessa più a te che sono. Essa sono impressione, tu vai e resta. Belli cose so che sta qua. Io volessi sapere, ma la gente cosa sono in affasi poi non ne fanno buttare? Però per una lei cristiana. No, dice, manca mi scherza. Sapete, io ti dico bene tu la sera prima di a cuccare, fatti 2 preghiere, a raccomando del Signore, quella è vita già difficile. Poi ci metti pure tu che hai gambe santa, Ma se tu non me l'hai manco tempo di parlare, come fai a giudicare? Vabbè, andiamo a ricetta. Allora, c'era un piano lungo e stretto. Ma da volta questo piano, non si mette. Alberi a qua e a là. E in fondo c'era un grande cancello di ferro nire. Le sorelle però è a stretto. Quando è bella e buona, il cancello si apre. In lontananza si intravede. Croce, lampada e celogena. Ma non signore, si intravede un lago d'acqua. Ha visto da bere come scorreva, come una cascata. E poi attorno c'era tutta gente che bevevano. Scusa lei, stringe. Io mi sono avvicinata per bere di questa fonte, ma l'acqua all'improvviso spariva. E ogni volta che io mi allontanavo, l'acqua abbiava a scorrere una volta. Insomma, ogni volta che io mi allontanavo, l'acqua abbiava a scorrere. All'intrasanta, ascivo tu. Io? Hai dall'acqua, Agromare. Insomma, bianche in faccia. E il Ren mi diceva, tanto che hai fatto, pure cadendo mi si è venuta a trovare. Poi mi diceva, questo non è posto per te. Qua solo le persone buone e generose possono bere a questa fonte di acqua pura. Perciò passa da mano per uscire. Cerca di comportarti bene e generosa. Fai opere di bene. Insomma, non ad essere pidocchiosa. E io, tutta tremando, che rispondevo, cognato mio, io sono una povera donna sola, senza marito, che vivo soltanto con 4 centesimi di pensione, si cala malato, chi mi guarda? E tu, subito, non dire menzogne, tu li tieni a nascosto, cacciali, altrimenti ti faccio morire di sete. E questo è l'ultimo avvertimento. Io ed Ervia, tutta bella e buona, sparivo lì dall'acqua. E l'acqua si asciuttava,
E io tenevo sete, ma ovvero tenevo sete. Disperata dalla sete, che non riuscivo a capire perché sentivo sete. Poi mi sono sciolata e non ci capitato più sto suono. Senti, Bianca, ma secondo te sto suono che borisce? Rosanè, e che borisce? Che ha fatto proprio il quadro tuo, una vara. E che ci serve bisogno che tu suonare? In famiglia tutti quanti ti conoscono Rosanè, tu non cacci una linea manca sicché. E ammettilo perlomeno, il sogno parla chiaro, Certamente mi sono impressionata, ma talmente impressionata che mi è venuta una seta che non so quanto acqua che mi bevevo. Eh sì, ma il lago si è asciuttato, le cascate non menano più dove vai a bere. I sogni a volte sono realtà, tu sai. Ma non dice di scemezzi, ma va da cucina, ma che fa una bella puta là, a facciatoia. Tesoro, perché stai da cucina. Ma che stai dicendo? Poi chi lo vede che qualcuno non viene alla puttana? Bottiglia non mi trovo più. Ma che voluta la siccità è bella e buona. Ma sa bello poco prima ha fatto il caffè. Ah, non sei tu questo caspita di suono, non ci fai sta mano poco quieta. Siete, ma tu poco buono a me. Ma che domanda a sorma vieni, si sa qualcosa. Mo' mi sanno, Grazie. Ma che stai dicendo? Sto dicendo, io volevo sapere, sono venuta apposta per domandare se la fontanella vostra brutta. Buttava. Ma perché pure voi siete rimasti senza acqua? Ma questa è una cosa assai strana. Come ci capite che qua siamo tutti quanti senza acqua? E non volesse che stessero gli operai fate che hanno abbasciato palazzi e se avranno chiuso qualche chiave generale? E non ci avrei avuto avvertito. La verità, l'ho pensata pure io. Però Margherita, prima di scendere a bascia, a farmi sincera, e sono venuta qua. Facetemi un favore loro, mo prima di scendere a bascia. Assate dalla signora che passa il piano di colpa e domandate pure a essa se hanno lo stesso problema. Ma avete ragione, lo faccio proprio così. Scusatemi, Bianca, mi ero scordata una cosa. Digliemi Carluccio, ma mi andate a dire se più tardi può passare da voi per domandare quella certa cosa che sapete solo voi essa. Vabbè, però decideci che andiamo subito, Va bene. Ti accompagno, non scendo e vi faccio sapere. Poi, a su Carluccio non ha capito proprio. Se fissate che è cravatta mia, ogni 3-4 anni cago un po' cravatta. Poco bene c'è una bronza e una franca a mano, e così stiamo bene per un poco di tempo. Ma tu torna a dire, stamattina la fontanella buttava l'acqua, tanto è vero che ci fatto pure un caffè a piangere, è vero che ci fatto un caffè. Come no? Ma tu vieni con combinazione, ma che fa certi suoni. Ci mandano a Teresa a basciare sì per casa che stessero gli operai le fate canna e avranno chiuso qualche chiave senza ci avvertire. Ah sì, sicuramente è così, non ci stanno altre cause. No. E cause ci stanno. Che pulisse dice che sono nero. Proprio così, e perciò siamo rimasti senza acqua asciutta. Ma vattene, e suonne non c'entrano con la e invece ti dico che i suoni e i sordi c'entrano. Ma se no, come rimaniamo asciutti, si asciuttano i laghi e automaticamente rimaniamo asciutti pure noi? Non sta bene. Invece se state andando in cucina a bere, il lago si è asciuttato e cascate non menano. Papà, ma sti strani numeri, che c'entrano i laghi e cascate con bevera? Ha domandato già zitto del cavolo che sono sempre. Non c'è acqua, siamo rimasti asciutti. Ho mandato a una Teresa e ci ho domandare sempre a casa gli operai hanno chiuso qualche chiave. Io sono sicura che è solo una coincidenza. E mo tornerà e butterà l'acqua ancora più forte prima e ci facciamo una bella buta d'acqua tutto quanto. Rosane, io lo dico per te, tu devi essere un poco più alla mano. Sì, perché non ti dimenticare
E una volta esce che lampe e che tuona, e un'altra volta rimaniamo senza acqua. Ultimamente ti sono nato non so che cosa a proposito della corrente elettrica e siamo rimasti a scudo, senza luce per 3 giorni interi. Tutto questo viene a significare una sola cosa, quello che sei, lo sai, una sarda secca. Beh, Giulia libera! Perché suona vuol dire che mi tengo per me. Brava! E se proprio che sto con capo stomaco che mi faccio la valigia e me ne vado! Ah, e che se ne va? In questa casa tutti quanti si fanno le valigie, a cominciare la nonna, e nessuno parte. Anzi, ma non decida così, io vi voglio bene. No, anzi, chi il papà scherza. È solo che volesse un po' più di partecipazione. Le spese ci stanno, ma che sta casa senza voi sarebbe vacante. Noi abbiamo tanto bisogno di voi, specialmente mamma. Pure da prego montasse a casa la pecora nera sono io. E che si sarà Teresa, faccio levare la mia. Buongiorno a tutti quanti. Via, è proprio come avevamo pensato. E i montagneri stanno facendo i lavori in due palazzi e si sono scordati di ci avvertire. Un po' che pazienza e poi l'acqua e scende tutto il E Disa, ti sei fatta capace, mola? E che c'è? Ah, madonna minda, basta ringraziare! Madre, questa rosanella tiene una potenza che viene dall'aldilà. Sorella è una santa femmina, che a poco ce ne stanno. Come dice, che è una santa femmina? Santa Costantina, oggi pazienza, fatti qui alla che mette pure la rosanella. Ma quale santa femmina? Questo fatto è successo per un sogno che si è fatto lei. Stavolta aveva a che fare con l'acqua e per un puto caso è venuto a mancare. Ma se sullasse mai di numero all'8 e per un puto caso pigliassimo pure. E poi però, faccio dire una cosa, questi suoni succedono veramente cose strane. Io per esempio mi sono sempre abbonato a me e i padri mi fanno. Tere, adesso volevo mangiare 10 repasi. E io che ci penso, ma me, e c'è cosa? Na 2 giorni, sempre chi ne fa. Tere, io volevo mangiare 2 capricci e basta. E io che ci penso, ma me, e c'è cosa? Eh sì, perché pochi la banana, ma bene, se siete a tavola e mangio con voi. Ah no, io so che poi non suono. Però per stare più tranquilla con me stessa, che ci perda c'è cosa. Tanto dopo ce li mangiamo io, Leonardo marito, figlio Carluccio, alla sua salute. Voi che facessero? Non mi accontentasse. Non vuole arrivare a caporoppa, ma avesse venuto su, e mi avesse fatto qualcosa, Va bene, e se poi che li fanno veramente in due suoni, io mi metto paura. Quando mai, mamma, quelli stanno scherzando, ti mette paura. Stelli a papà. Ma quella donna Teresa ci conta tanto per farci fare 2 risate. Tu devi mettere a chiacchiere quando sono zitta. È dalla questa storia. Ma che nonna Teresa l'ha contato proprio come se l'avesse visto veramente. Io per me non ci credo e non ci ho peso. Visto che sta dando troppa importanza a sta cosa, da oggi in poi mi comporterò diversamente. Evviva, non niente meno, neppure più forte. Va bene, pure bene e festa. Stai scendendo l'acqua? Hai visto? A come ti sei convertita? A così è tornato l'acqua e le cascate vengono nata volta. Questa sì che è una bella notizia. Io mi vado ma che sincera sì per caso non è rimasta il rubinetto per il cacio, bello. Non funziona, Chiara, Teresa, Chiara. E se io fosse da lì che sta mangiando? Te, sbrigandoci la spallata a scuola. Chiara, mamma. Anzi, sai che facciamo? Mo si pronto, ce ne andiamo pure noi. Andiamo a fare poche spese. Che dici? E andiamo. Prepariamoci pure noi. Senti, Pia. Tu stai qua e guarda nonna. Ma raccomando, stai attento. Non facci guai, tu e nonna. Se ne sogno. Tra poco tranquillità da sta casa. È una
una battaglia dalla mattina alla sera. Ecco qua. Vediamoci al mio passatempo. In queste buste ci sono tutti i doppioni e queste servono sempre per fare qualche scambio con un altro battuto come a me. Questo qua è rarissimo, chissà quanto vale. Controlliamo. Sì, questo sul mercato è valutato assai, fammi lo mettere avanti. Perché questa stessa mescolata perde di valore. Questo però deve tenere 32 denti. Sì, perché se ne tiene 31 non vale niente. Mo chissà. Volete si possa stare un po' tranquilli. Non volesse fare guai, cavolo. Un attimo, arrivo! Grazie Carlo, grazie. Mi devi scusare, ero preso dal mio passatempo preferito. Ah, collezionate francobolli? Sì. Beh, ma è un bel passatempo. È anche istruttivo, secondo me. Certamente. Quello dai francobolli si possono conoscere paesi, città, nazione, date di nascita, date di morte, personaggi illustri. Insomma, ti puoi fare una buona cultura, sia di storia che di geografia. È come se fosse un'enciclopedia. Se non sbaglio, questa passione l'avete da parecchio. Da tanto tempo, da quando ero scolare, mi sono struiuto di andare raccogliendo i francobolli, gli amici, i parenti, mi riempivano di francobolli. Ne avrete molti allora? Scatole interi. È solo che alcuni si devono ancora scollare dalle lettere, dalle cartoline, poi si devono lavare, si devono stirare, insomma è un lavoraccio. Capisco. Posso guardare? I francobolli? Curiosità, pura curiosità. Sì, piano piano. Sì, piano piano, per carità. Questo doveva essere del Giro d'Italia. Sì. Guarda questo, sembra un ritratto in miniatura. Davvero belli, ma complimenti. Grazie. Ma che bella collezione. Ma vedete un po', voi siete un collezionista di francobolli. Io, come sapete, di cravatte. Ho l'armadio pieno, zeppo, straripa. Però sapete come siamo i collezionisti. Io vado sempre in cerca di pezzi nuovi, specialmente quelli vecchi, quelli che mi interessano da morire. Me li guardo, me li giro e poi leggo le etichette interne. Quelle sono importanti. Le etichette interne? Non ti preoccupare, io ho cravatte con etichette antiche e moderne. Figurate, perché là appartenevano al nonno Garibaldi. Io, per le poche volte che mi ho provato a mettere, facendoci un'ora che si... fermo! Non mi parlate di nodi, per favore. Le cravatte che io ho, non ci ho mai fatto un nodo. Io mica ne maltratto, no. Io le tengo curate, curate, stirate, selezionate una per una. Sì, chi ognuno tiene una fissazione. Chi per una cosa, chi per chi per l'altra. Aspettami qua, io già te l'avevo preparato, poi ti paga a pigliare, guarda come capita. Aspettate un attimo. Sì? Mi raccomando, le dovete trattare con la massima delicatezza. Non me lo appoggiate, per favore. No, potrei mettere davanti e ti porto. Grazie.
Fatemele vedere. Bellissime. Io davvero non ho parole, una più bella dell'altra. Don Bia, io vi sono obbligato. Io veramente tutta questa bellezza non la vedo. A me sono cravatte e basta. Sono belle, Don Bia, sono belle davvero. Vi prometto, se mi capitano dei francobolli non mi scordo di voi. E io vi ringrazio. Così facciamo uno scambio, francobolli e cravatte. Cravatte e francobolli. Troppo buono. Ah, che buoni questi. Queste dovevano essere di Garibaldi, secondo me. Ma come hai fatto a indovinare? Come ho fatto? Ma dall'odore. Dall'odore? Dall'odore si capisce. Ma guardate, sentite anche voi, è l'odore di vostro padre, annusate. Annusate che avete paura. Io vedo, questo è proprio l'odore di un nonno Garibaldi. Ma che ciucci che sono! O tengo tanto tempo annanzi a goccia, annanzi a un naso e non ci avevo mai fatto. Ma si sente proprio che tiene un odore come se fosse di. Antico? Antico, brava, forse perché sta sempre schifate e cravatte. Ma avete un po' di rispetto, per favore. Ma le cravatte sono una cosa nobile. Sono usate dai nobili, cioè queste le usano i dottori, i ministri, gli avvocati, tutte persone illustre. Per favore, non fatemi un'erba un fascio. È come se io. È come se mi dicessi che i francobolli portano le malattie. Ah, no? No. Guardate, chi lecca di qua, chi li lecca di là. Che mi chiamo pronunciato? Ma questi sono portatori di malattie, vengono da ogni parte del mondo. Ma ci pensate? Questi li leccano i neri, li leccano gli americani, li leccano i cinesi e poi li leccate voi e vi prendete le malattie. Ah sì, fate vedere la lingua, su, fate vedere. Carlo, ma che stai dicendo? Io i francobolli livati, i stili, e come si possono sterilizzare? E poi è carta pregiata, si chiama filagrani. Filigrana volete dire? Perché cagetta, filagrani. Vabbè, io adesso vado. Posso chiedervi un altro favore? Guarda cravatta? No, è che io oggi non ho visto Caterina. Se la vedete, ditegli che sono passato a prendere le cravatte, sa già di che parla. Non me ne scordate, per favore. No, stai senza pensiero. Vi ringrazio, Don Bianco. Statevi bene. Vai, ti accompagno. Grazie. Ma io figlio ma Caterina non la capisco poco. Con un lavoro nobile da Croce Rossina, mezzaniere, infermiere, gente di un certo livello, a conoscere un guaglione come chi che faceva mestiere e non lo va buono nessuno. Ama le cravatte, ha detto che non ci fa nulla che si rosa a mappucera, ma vai a camminare qualche cosa. Torniamo al mio passatempo qua. Ecco qua. Questo è un francobollo commemorativo. Ferma. Guarda cavolo. Ecco qua. Questo è un granchi rosa. E chi sa quanto vale sul mercato? Mamma mia. Sì. Meglio come mettiamo la parte io, così no questo si ammesce con gli altri e perde valore. Questi sicuramente sono loro io. Un po' che tempo che tenere, se la pigliate Carluccio e mi metto tutte cose a posto una volta. E vanno pure i prezzi queste due megere. Un attimo, e che è? Un attimo! Ma che è? Un campanello non lo senta! Ma non vedi che sta matando che spese? Ma perché voi la chiave non la tenete, ma no? Io stavo con Gronchi annanzi e non potevo lasciare. A chi teniva annanzi? Gronchi, o presidente Gronchi. Ma perché il presidente Gronchi stava qua?
Lo sai, io tengo una vita. In Cito ce ne stanno solo due, per me è assai importante, un francobollo raro. E in Cito ce ne stanno solo due, uno te chi e uno te nis. Senti, tu sei uscito proprio scemo, Davide, tu questo francobollo. Ma tu vivi poco, si può darci scemo per due cartuccelli. Ehi, io ti proibisco di parlare così, tu porti solamente scarogne, te! E la prossima volta che ti fai un suono, noi è in grinda la stanza, zitta zitta, rindo suono, ti metto due rete grandi e delicatamente, da fuoco! Basta. Uè, Pixio, come ti chiama Garibaldi? I dai insegnare a te e tu No, amore mio, no, non esagerare, guarda là, guarda. Questa è una meccena! E basta, è sempre un'altra in sta cazzo, non ce la faccio. Strega! A noi camicie rosse, anno 1861, siamo giunti a Marsala. Generale Pixio! Comandi! L'ordine mille di sbarcare a Lineata e Coperti. Sì. E da qui che saliremo lo stivale per quanto lungo e largo. Affronteremo molte difficoltà. Molte saranno le tappe prima di arrivare a Roma. A noi, truppe! Siamo stati costretti a disturbarvi. Chi l'ha fatto delle cose che non aveva mai fatto? Noi ci siamo impressionati, veramente. Oh, vero, questo, quello che ha fatto ieri non ha mai fatto. Ci ha rubato mezza casa. Senta pigliare un provvedimento. E poi sono 4 mesi che non si fanno un controllo. Avete fatto bene ad invitarmi, però devo anche dirvi che non c'è nessuna causa che possa allarmarci. Vi posso garantire che il nonno clinicamente sta bene, gode ottima salute. La sua mente ormai vive in questa dimensione. È come se fosse tornato indietro con gli anni, con i ricordi. Non dovete fare altro che assecondarlo. Il mio consiglio deve essere seguito. Stargli un po' più vicino. Proprio così, questo seguite. A come faceva con figlio? Scusa, ma che ci sembri in me? Ma volesse far credere che io non mi stesse numero no? Bianco, certe volte mi ha la stessa impressione di cosa. Che fa? Sai che cosa fa? Parla solo che è Franco Bucca. Ah, però stavo sentendo chi parla. Questa qua è una mencera. Figuratevi che ogni volta che si fa un sogno rimane una preoccupazione per tutta la famiglia. Signori, calma. Non diamo retta a queste storielle, certo contribuiscono a mantenerci in allegria, però vediamo di dare un'occhiata al nonno. Sì, forza è meglio. Vediamo il nonno. Sì, qui potete darsi la votina, però, È meglio che con il professore Dauria ci rimango solo io. Per me fa lo stesso. Il signore possono restare, non ci sono problemi. No, professore, state mazzati a me. È meglio che voi rimanga solo io, è meglio pure pagare il baldo, allora se ne può dire, Ah, già capito, permettete, scusate tanto. A dopo. Professore, allora mo ve lo chiamo? Chi ne sta ancora sotto la tenda? Come? Sta sotto la tenda? Ah, scusate, volevo dire sta ancora nel letto, mo ve lo chiamo. Vieni Garibaldi, vieni, indovina chi ti è venuto a fare visita? Lo prevedevo, oggi 26 ottobre 1861, maestà il re Vittorio Emanuele II. Solo lui potevi incontrare a teatro. Maestà, come state? È sempre un piacere incontrarvi, ma scendiamo da cavallo. Scendiamo da cavallo. Giuseppe, è un piacere incontrarti. Va, vieni avanti. Ti vedo in forma. Bravo. Questo dici la verità, o è stata una bellezza, Sicuro, c'è un'ottima cena. Giuseppe,
ascoltami, siedi di fronte a me. Generale, si accomodi. Rilassati, devo fare un semplice controllo, niente di importante. Apri gli occhi, guarda a destra, guarda a sinistra, guarda giù, guarda su. Bene, bene. Adesso apri la bocca. Apri, apri, tira fuori la lingua. Fuori, ancora più fuori. Non ce n'è più, è finito. Va bene. Bene, bene, bene. Ora facciamo un controllino al cuore. Bene, ora controlliamo le spalle. Respira profondo. Respira. Dici 33. 34, 35, 37. Ho detto 33, rallenta. 33, 33, 66. Vedi i calcoli. Generale, dica solo 33. 33. Va bene. Un'ultima cosa. Scusa un po' di fronte qua. Ora dammi le mani, aprile, tendi le braccia. Giuseppe, cerca di tenerle ferme. Ferma, non ti muovere, ferma. Poi ci fa la fotografia adesso. Giuseppe, cerca di tenerle un po' più ferme. Va bene così, va bene. Sei un po' emozionato, ora ti scrivo qualche sedativo giusto per tranquillizzarti. Ricordi che io sono sempre il tuo amico. Professore, qui siete Vittorio Emanuele II, Vittorio Emanuele. Vittorio Emanuele II, nonno, Volevo ben dire. Picchio, comandi! Fai tu gli onori al re, li mandiamo tutto al prossimo incontro. Quello sì che sarà l'incontro decisivo per l'unità d'Italia. Ben detto, Giuseppe. Allora, al prossimo incontro, dammi la mano, adesso puoi congedarti. Fai gli ordini, maestà. Picchio, avanti! Fai il tuo dovere, capito? Io adesso rientro. E viva l'Italia! Ah! Fendini! Fianco sinistro, avanti, marcia, Facilmente scemo, tu avete sentito? Bixio, tu sai che cosa devi fare? Lasciamolo vivere nel suo mondo, in fondo che fastidio vi dà? Bello mondo però, intanto che fastidio ci dà? Ogni tanto rompe qualche cosa, ma poi per il resto è tranquillo. Allora come è stato tu? Biagio, non c'è niente di preoccupante. Vi consiglio di fargli un po' più di compagnia, è sempre una persona anziana e stargli vicino è importante. E ha bisogno di dialogare, qualcuno che si immedesimi in lui. Allora come dici lui andrebbe bene anche una badante? Certamente, una badante andrebbe proprio a caso, basta che sia una persona di fiducia. Veramente tu, noi ne stiamo aspettando una fresca, Bene, basta che sia giovane e di coscienza. Adesso devo proprio andare. Professor, non mi muovi, gli chiamo le signore, quelle sicuramente vi vorranno salutare. Sta bene, Rosanelli, il dottore ci saluta. Sì, professore, grazie. Prego. Chi mi sta più tranquillo? State tranquillo, ho già detto tutto a Biagio, lui sa, e quindi vi assicuro che con la cura che gli ho prescritto, i sedativi starà bene. Va bene? E grazie tanto. Arrivederci, professore. Arrivederci. Accompagni Rosanelli. Allora come ha trovato, no? È abbastanza buona, solo un po' agitato. Perché se l'ha scritto chi sta tranquillando, no? Quindi...
Ma tu ce l'hai detto che noi stiamo aspettando una badante? E allora non ce lo dicevo, ha detto che una badante va proprio bene al caso suo. Ah sì? E che se non lo vado, venga là. Tranquilla. Tere, saluta! La signora Lopianego. Buonasera. Buonasera. Non volente, oggi vi sta sciopero professore. Non volenna? Ma come l'ha Ne poco agitata, ma in salute sta bene. No, di là salutiare Vannucchio. Il problema è che sta un po' eccitato e ha detto che ci vuole uno dietro che ci dialoga. Insomma, una persona che ha da secondare. Vabbè, se voi siete d'accordo, ti fa un momento in coppa della signora Papassella che si fa scendere la patata del marito. Ma così magari non ti d'accordo. Ma sì, abita così cominciamo a fare sta patata. Se rendono conto pure che lo che c'è sta a fare. Certo. Sentitemi, che sta badando adatta a Garibaldi? Se di poche volte che la giurò, ma dà l'impressione che una femmina è nera. E qua è preso. Niente che meno, che le poche volte che l'ho incontrato è scanagliato tutte queste cose. Che dai stai qui? Grazie, di norma, non mi capisci. Vabbè, speriamo allora che commerite tu, perché se non punti questo, a finire che pigliamo sonno pure noi a presto esso. Va bene, allora permettimi. Sì, abita Tere. Senti, facciamo una cosa, vieni con me, chiama a sistema a due pannavo dei rindi. Vediamo, facciamo un presto, non mi scende che sta a cosa. Scusa un attimo, da tornare. Vieni, Carlo, vieni. Buongiorno. Ciao papà. Ciao. Via. Ora che non c'è nessuno, ne vogliamo approfittare, così mi andate a prendere un altro po' di cravatte. Mo' ti paga piglia subito, già l'hai preparato. Voglio, ma questi cravatte mi tu che ma che ci fai con questi cravatte? Forse sono picciavo dei riti. E non capisci che a Napoli l'armato e mi danno le cravatte in culo. Tira il tradone e sto zip fino in coda. Ma che daranno queste benedette cravatte? Che daranno? Mi danno, papà, e come se mi danno? Ma certo, sei pesantissimo, fatelo dire. Fermo! Ma che avete fatto? L'avete ammappucciate! Però sono davvero belle. Che se volevo pure il nonno, noi sicuramente ci avranno qualche valore. Ah, chi dice il contrario? Si sente che è un odore antico. Sicuramente saranno pure di nebuci. Luna, ma che stai dicendo? Quella quando non si mette più un nonno, Rosina ci tiene una tale cura, ogni tanto lì e mi sai una fatalina. Ah, ci capisci? Perciò figlio mi porta un piede alla moderina. Ma quale fiete è fieto, papà? Sarà il naso tuo, fieto. Io prima le metto fuori al balcone, le faccio sventolare e poi le metto assieme alle altre. Fieto. Davvero sono belle. Vedete? L'importanza di una cravatta di tutto rispetto sta tutto qui, in questa parte. Nella parte larga. Deve essere larga e profonda come una tasca. Sì, dici tu, a te ti piacciono con le tasche larghe e profonde. E non ti preoccupare, queste sono proprio le tasche larghe e profonde. Così le voglio io. Larghe e profonde. Come sapere che sei studio nella materia? Ne parli proprio da intenditore. Qui, allora. Non ti scusare di francobollo, lei che mi promessi, già ci mi sono pensieri. Comportate là, voi di non fa fare niente a nessuno, perché questo fatto lo sappiamo solo io e te. Ma come mi dispiace che la sapere pure parte però. Ah, sicuro. Il tuo fatto è assai importante, si deve tenere segreto. Ah sì, si deve tenere segreto assolutamente. Assolutamente. Don Bia, io adesso vi ringrazio. Per ora torno sopra. Vabbè. Perché dopo con Caterina me ne devo ripassare una per una. Permettete? Prego. Papà, ci vediamo dopo. Tanto buono. No, si è fatta la volontà Rosina. Pure Caterina si è imbattata a PSX. Per favore.
Piano, tu hai visto a tutti e due. Come si parlava? Poi si chiudono sul rivo e discutono. E poi, chi sentisse io? Ma voi vedete un po' che divertimento! Voi vedrete, allora com'è andata? Siamo stati fortunati. Stiamo ancora in coppa, ritiriamo che scende, passa pure di qua. Ma ti è parso convinto? Mi è parso sì. Quello che mi ha convinto è più la sfigatezza da te. Non è una tenuta questa. Speriamo che, come dici tu, che è una persona educata e aggarbata. Ma unisse troppe cose. Ma da dove viene questa donna? Se oggi capite buono, viene dall'Ucraina. No, hai capito buono, hai capito buono. Tutti quelli che vengono dal West sono volenterosi e parlano pure la nostra lingua. Allora potremmo stare tranquilli. Scusa, ma questa ucrainese come si chiama? Si chiama Bea. Bea. Hai detto Bea? E che nome è questo? Bea. Come una pecora. Ma che dici? Bea viene da Beatrice, si chiama Beatrice. Se poi accuccia si fa chiamare Bea. Che bello nome! Allora sentire tutte queste virtù, in verità siamo veramente fortunati. E poi si sa, ci vuole il tempo che ci vuole per s'abituare uno, non è sempre una persona strana. Ma lui ti prega che sta Bea, non so che le fa, è il mestiere suo. Stava da ballare, stava da ballare pure a noi. Che sarà Bea? Alla piave, guardami. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera, ma prego, accomodatevi, piano, facciamo uno. Sì. No, grazie, preferisco stare in piedi. Oh, piacere tanto. Io sono Isabella. Questa è Rosina, mia sorella. Quello lì, vedete là, è mio marito Piase. Questa qui già la conoscete, no? È Teresina del piano di sopra e quello è il marito Lunardo. Siamo tutti come una famiglia, vedete? Piacere di conoscere tutti. Ma come? Sentite a me, ma non ci possiamo dare del tu? Certamente, anzi, è anche meglio. Adesso ti presento subito il nonno Garibaldi. Via, valla a chiamare, va! La bella giovane. Quello è il nonno, sta sempre in camera sua, ogni tanto viene in mezzo a noi, ma quando si tratta di mangiare è il primo a correre. Che se è normale, lo facciamo pure noi. Vieni. Che qua? Vieni Garibaldi. Ti presento Bea, Questo è il nonno Giuseppe Garibaldi. Oh, che carino! Garibaldi. Quello sì che fu un grande generale. No, madame, lei si sbaglia. Non fu un grande generale, è tuttora un grande generale. Oh, certo, capisco, ne sono convinta. È un grande generale. Bea, voi da così, avete fatto marella. Quello adesso si è svegliato dal suo sonnellino pomeridiano. Per lui, è come se adesso è sciato di urne. Madame, come mai da queste parti? Una bella donna come lei mi darà molto da fare. Per questo dovrò parlare timido e miei soldati. Non vorrei incorrere a un tumulto generale. Generale, io sono abituata ai tumulti. Sono sicura di me. Passare in rassegna non sarà un problema. Ai soldati gli parlerò e farò capire loro quale sarà mio dovere. Scusate, ma non mi avete detto come vi chiamate? Avete ragione, signor generale. Mio nome è Beatrix, ma tutti mi chiamano Bea. E vengo dall'Ucraina. L'Ucraina! Quella sì che fu una campagna difficile, non la potrò dimenticare così facilmente. Il freddo da voi è il maggior nemico, ma ugualmente con un po' di fortuna l'abbiamo scappato, saltando di trincelle. È pure coppia mia, no? Bea, quelle nonna ancora oggi fa certe zuppe, tanto che ci fa zombecchiare pure a noi a pezza is.
Facciamo certo zumba dalla mattina al surf a pressare. Vabbè, adesso non più. Con la cura che ci ha dato il professore sicuramente starà più calmo. Sicuramente con voi diventerà più mansueto. Il vostro mestiere è quello di abbadare. Certamente troverò rimedio per poterlo gestire, ma prima nonno dovrà conoscere me meglio. Tanta roba sì che ci ha ammazzato Lucchis. Attenzione, quello è nonno è un po' birichino. Questo l'ho capito. Tutto è così chiaro. Da domani comincerà anche questa campagna. Madame, domani presentatevi a Camere Regole del Buon Mattino. Mi raccomando, il vostro equipaggiamento non deve essere ingombrante, solo cose utili. Per il resto ci penserà il responsabile della riposteria. Agli ordini, signor generale. A domani. A domani. E voi non state lì impalati, ognuno al suo posto. Cambini! Dietro, fru, avanti, va, Allora Bea, vi siete fatto un primo quadro generale? No problema, è molto simpatico. Adesso scusate, ma io devo andare. Ci vediamo domani mattina. Buona serata. Buonasera. Ti accompagno io, Bea. Grazie. A me mi passa una buona giornata. A me mi passa proprio una buona giovane. Ho fatto che sei buono, veramente. Si va da bada un nonno, si va da bada pure a nuce. Non volesse che non ci volesse una persona appresso che sta badando. Io perché stavo badando. Luna, secondo me stai facendo un poco troppo spiritoso. Secondo me, ma fallo fare chiaro, sono chiacchiere che fanno, ma che ne fosse? La vista di Bea l'ha fatta schiarire solo l'occhio. Che l'occhio si sono schiaruti, ma un madonna resta ingroppato, ti alle E poi un altro marito, ma un nuovo marito bella, fresca, allerta e asciutta, bella e buona, sa papà. Buonasera. Ascoltate stasera, fuori a scuola, mi sono girato sana. Sto fatto il tempo prolungato, non mi piace proprio. E beh, mamma, sono solo due cose alla settimana, come si fa passa. E poi stesso non accocciano io. Ma sta partendo. Ma stavo da capo, così asciutto, non ci siamo fermati da nessuna parte. Abbiamo fatto una corsata. Sì, ci avevano pure fermato. E come stiamo combinate? Parimmo due spugni. E dietro subito a cagna che volete pigliare una bronchite. No, che sto ci manca? Dietro va a fare un bel bagno. Stai lì a papà, vatti a fare una bella doccia calda e dopo ci dici che cosa avete studiato a scuola, Chi sa? Parla prima. Ma no! Prego! Buonasera! Isabella! Chi ci sta? Crescenzi, Luisella! Eppure il tuo nipote Sasà! Che sorpresa! Buonasera! Vedete come stanno accombinato, vedete? Chi mandiamo, ciao? E chi il marito ci ha dato un oratore importante. Deve andare all'inaugurazione di una nuova sede. E che si inaugura una nuova sede in memoria di Giuseppe Garibaldi per il festeggiamento dell'unità d'Italia. E ci saranno molti ostaggi garibaldini. Se mangia e se beve pure. E a come venga vi siete subito immedesimati, senza perdere tempo. Cristina, non si trova questa nuova sede? A Piazza Fieste 3. Via, è una manifestazione importante e viene gente da tutta l'Italia e pure all'estero. E perciò sono venuto qua, perché questi cominciano nonna non perde questa occasione. E se io cominci, poi stessa rimane come campione. Garibaldi sicuramente
te ne parli a piacere. Ma sì, tanto con questa pure che c'era tu, professore, io penso che stia più calmo, povero mia. Zibia, io ti la chiamare. Il mi fa piacere lo vedere. Oh nonno, mi fa sempre un sacco di risate. E che si dice queste cose? Che vi chiamano per un policenello o no? Siente Rusi, va là a chiamare, va là a chiamare. Ma come ve la così combinato, sa come sarà contenta. Guarda, prima la mattina ce ne usciamo pure noi. Questo, sicuramente ci saranno parecchia gente. Tu che dici? Volimi a firmare? No, poverina. Pitti signori, avanti questa vostra chiamata. Le prossime campagne saranno ancora più dure. Gli austriaci non staranno lì a guardare voi. Quale strategia mi consigliate? Generale, prima dei suggerimenti, vi voglio far notare che qui ci sono nuove reclute che con grande entusiasmo si uniranno alla nostra causa. Vedo, l'Isana ha bisogno dei volontari. Ditemi, da quale campagna venite? Signor Generale, dalle campagne di Bella Vista, qui, vicino Napoli. Ma sì, che si può vino buono. Napoli è un altro castello importante da non sottovalutare. Bravi, siate orgogliosi. Pitti signori, comandi, pulite dagli altri commilitoni. Scusate, signor Generale, ti volevo dire che domani mattina, sempre a Napoli, ci sarà un'assemblea importante di tutti i garibaldini d'Italia e saremo onorati dalla vostra presenza. Sicuramente, dove ci sono camicie rosse ci sarà anche Giuseppe Garibaldi. È una promessa. Ah, fermi! Sciogliete le righe! Dietro! Fru! Avanti! E come stanno bene combinato? Questa casa è diventata un centro di reclutamento. E che la colpa è tutta questa? Non è stata un'amica marito. Benissimo l'ha portata. Prima mattina si è presentata a casa purissimo su da così. Poi so che mi sa ragionare più e loro. Affinché non la convinco. Sa, Valenne Rossa, siamo nati pure sorpresi. Ma che ci stai male? Noi da mesi e fazzoletti ci siamo posti. E allora tutte le persone che vanno a manifestazione sono votate? Ma non è che stasera già tenemmo un nonno che c'aveva problemi la mattina a sera. E non volesse che pure via se casa resta scica per questa buio. No, statene tranquillo, abbassa il capo, si pure ci avesse io, è per una pura curiosità. Appunto che tu le pagavi a premi. È più per la curiosità. Niente bene a partecipare a questa tu. Migliaia e migliaia di camicie rosse e bersagliere faranno onore all'Italia. E poi, suoneranno il trono, canteranno. Garibaldi aiuta la guerra. La 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 la. Che bello, figlio mio! Entusiasta! Che si sta facendo stamattina? Buonasera. E credo, mi pare la testa per rotto questa maniera. Buonasera ragazzi, a che dobbiamo questa visita? Dobbiamo andare ad una manifestazione. A così combinato? Se volete venire pure voi, a Rendo Pullman, ci stringiamo. E allora sicuramente, mo che va facendo? Si faranno partecipare pure a noi la Croce Rossa. Valeria, scusa, ma mi scordavo, dite che è venuto Carluccia e si può andare da lui perché non sa che da fanzia. Anzi capito, A proposito, piccire, che cose come vanno? A quando i confetti? Ragazzi, con mo ci stiamo mettendo i sordo pizza. E oggi come oggi ce ne vogliono parecchi. No, ma chi le vogliono però sono cassignate. Sono responsabili di quello che fanno. Certamente, se hanno fatto sto pensiero, hanno pensato a mettere sordo pizza. Lusinè, tu sei la loro fortuna. E io sapevo che all'ultimo punto facevo un uomo mio. E beh, i potenti che hanno alzato tutto quanto. Io non tengo niente. E se io ottenessi, ci pensasse manco 3 volte e sposasse subito. Ma l'importante è l'intenzione. Tua sorella sicuramente non si darà a Sanremo. A me nessuno lo dice. Pensi che cose metteranno per il verso giusto? Se cose vanno, come sta niente. Io e Carluccio non ci potremmo lamentare. La verità, io a Carluccio e Caterina e vedo spesso a fare un po' peccare. Fanno il punto un po' piccolo.
E che te ne ha contato? Chi ne sono assai i soldi che sono guadagni? Invece ci sarà una sorpresa. Sanno sì che ci abbiamo fatto una risata, con permesso. Sarebbe da littere, potami. Sarà già sì, più felice l'uomo. Giordano discorso di prima. Oh professora, la Ritta è nonna. Ah no, la Ritta che sta bene in salute, solo un po' agitato. Poi c'ha una certa tranquillante, può calmare poco. Ritene poco. Ma non ci vuole capire la fissazione. Non dico niente io, che mi chiamo Anita, moglie mia diletta. Perdonami se ti lascio sempre solo. L'Italia ha bisogno di me. Chi lo sappiate per la moglie? Così si chiamava. E vabbè, a fine dei conti, mio fratello ogni tanto va a fa. Tu poi la dici, mi dice, vieni Anita, salta sul mio cavallo bianco, che andremo per mari, monti e colline. Lui sei, alla fine dei conti, Catinde è l'unico che ci mette un po' in armonia. Noi. Signori, abbiamo subito la prima sconfitta. Mentana non c'è stato di buon auspicio. Ritiriamoci in ordine. Non vorrei altre perdite o altro sangue. Ci rifaremo a più presto. E voi, non credete che questa disfatta mi abbia convinto a ritirarmi. No, no. Adesso avrò tutto il tempo per organizzarmi per una nuova impresa. Voi cosa dite? Generale, non vi pigliate colle. Ogni tanto le sconfitte bisogna anche accettarle. Anita, io ti proteggerò. Il tuo stato di salute non ti permette a seguirmi. Avrai bisogno un po' di convalescenza. Perdonami, sono anche io stanco e deluso. Mi ritiro sotto la mia tenda. Devo riflettere. Nel tanto ti farò curare onde evitare il peggio. Addio! La tenerezza! A me mi fa una pena! A me ne tocco sopra! Però, cacco voto, cacco battaglia la taverna, a me ne stanno poco quieto. Poi eternamente lucido, ma anche sicché. E chi dacci? Ne sono tu. Anita non sta bene, si deve curare. Issa è solo una poca delusa. Buona, di fatto a pigliare badante. Ma così volevate una poca fatica a voi. In Italia i badanti vanno in morte, perché allo stato di persone anziane stanno levando in tutti. Ma chi sta bene con me, perlomeno è giovane. Ah, si aprisse una poliziessa, viene dall'Ucraina. Si chiama Bea. Come ha visto nonno? Subito ha capito che si trattava la situazione. Bea, e che nome è? Viene da Beatrice. La parte è buona, così rimane a mattina e prende servizi. È bravo, non hai capito? Te ne come gli sono occupato. Guarda, è pure il tempo. Chi non mi sa che la fa? C'ho una persona solo vita. Se vi dispiace, vicino a Garibaldi mi ci metti. Io sapevo quando ha risate che lo faccia. Poi il suo aglione questo rosato mi tocchi. Guarda, il ghetto non sta buono. Un nonno non è sbagliato. Ma non può fare ridere. A prima, da camera sua, mi ha fatto salire in coppa la mazza e scopo. E mi ha detto, tu, tamburino, fammi vedere come accavalchi. Poi mi ha detto, adesso scendi, prendi quel tamburo e suona. Tu marcerai davanti alle truppe. Sa ti fa capire a te. Il nonno vive di ricordi, di fantasie, però è preparato nella materia meglio di un professore di scuola. A storia Garibaldi, a tenere in sangue. Ehi, non ci paghi una data, sa? Ha una mente lucida. Povere, ehi, a Pietro nonna, mo dicono tutto quanto. A scuola, appena la professoressa spiega una cosa, io così me la ricordo. Stai lì a papà e dimmi, a scuola che avete studiato stamattina? Oggi la maestra ci ha spiegato la storia di Garibaldi, siccome domani si festeggiano i 150 anni dell'Unità d'Italia. Io subito mi sono alzata dal banco e ho detto, maestra, io a casa tengo il nonno che fa Garibaldi dalla mattina alla sera, sa tutta la vita sua. Poi c'è sta vizio, papà, e infine, anziché fare da moglie. Stai figliami, quante volte te la gente che hai fatto la casa ne ha conto a nessuno?
Bravo! E tu che stai le valigie? O se no come ci pinna piscina? E invece metto pure brava e mi fanno pure salutare. E invece, ma perché la ragazza si è espressa in questa maniera, tu subito ne hai la fantasia. E quella sicuramente la maestra avrà capito l'ingenuità e non parla senza malizia la creatura. Sa bene, e vedi se non è sempre che non per sempre l'incantesimo. Basta, l'uomo sta discussionando. Che state poco lei, sempre discussionando. Che non un professore da arrivare a te, tu tranquillando. No, c'è la vera assordo, tu tranquillando. Ci state espulsa! Ma quale matrimonio? È presto ancora. Per adesso ci stiamo organizzando. E questo è il nostro augurio. Ma dici proprio tu, che cosa stanno mettendo per il verso giusto? Non sei sbagliata, e quanto prima vi facciamo sapere il come e il perché. Per adesso noi stiamo raccogliendo. Ah, buono! E faceteci a sapere pure a noi ad accogliere. Ma non ci volle! Per questo non vi dovete preoccupare, perché ci sta chi ci sta pensando. Avete sentito? Per questi due giovani si stanno aprendo le porte del paradiso! Siete curiosi, siete un uomo usando che sta mettendo bambini. Speriamolo bene, perché io a chi usando che ci fa sto miracolo. Sacci come la già ringraziamo. Senti, non se ne è, mo ti dico una cosa. In questo momento, fate un bel suono, vai a due giovani, fai un bel suono. E mo pure, a bella e buona ma ci avete a sonno. E caccia su una quando pulito tu. Tutto poi. Sapè, tu lo sai, a tua sorella Serosina che notte che sta a fuoco. Ma adesso te ne ragione. Che se noi avessimo a preste sonno e voglio aspettare. Noi ci basiamo sulle cose concrete. Crisci, Sasa, tu c'hai il maturale all'appuntamento. Tanto rimane a mattina, hai il maturale a venire. Sapè, sì, poi non ti dispiace. Io aspetto un po'. Tanto, sembra l'ora di aspettare che vai a pigliare. Hai ragione, rimaniamo così. Rifacciamo a piano. E poi papà mi fa la manifestazione che a te. E se non piacere continuare pure a noi, Oggi venite pure voi, a così ci spassato. Ma mia, se mai ci troviamo là. Va bene, a domani. Arrivederci, e mi raccomando, facci una ponte a Garibaldi. Non preoccupate, non crudiamo noi. Ciao, buonasera. Va bene, pure noi l'uomo fastidio, ci vediamo direttamente domani mattina. Buona serata. Va bene, ciao. Buonasera a tutti. Ciao, buonasera. Grazie di tutto. Non ti scordare, Giacco. Senti, perché non fai la cosa a mamma, Fatti ripassare pochi compiti per domani, va bene? Ci avevo già pensato, ma va. Paparino? Che sta lì? Stelli, che vuol dire? È un saluto che mi ha insegnato Bea. Significa ti tengo nel cuore, sulle labbra e nella mente. Madonna, ma che amore di figli che tengo! Avete visto? Ma che amore! Io non capisco stasera. Sono bella vestita che la maniera può mettere un bordello in casa. Ma un nonno non bastava? Ma tu la canuscia, zia da Luisello, quella subito si piglia collera. La Samme cosa come sta? Ormai Garibaldi lo sa e quindi ci ha dato. Ma io vi dico, lasciatela andare. Quello alla fine è un normale radunini nostalgici. Che volete che succeda? Si divertirà, ne sono sicuro. Ci staranno tanti come lui alla fine. Ma Don Bia, andateci anche voi, vi divertite. Dice buona. Mi sa tutte che la gente anziana mi avesse venuto la nostalgia pure a me, Mi stavo dimenticando. Eccoli qui. Ho portato dei francobolli e sono tutti commemorativi. Io vi ringrazio tanto, anzi mi incontrano subito. Vi piaceranno, vedrete. Beh, io torno sopra, mi stanno aspettando per la cena. Caterina, a domani, amore. Ciao Carlo, ma io la Carinda presto è la che sta comprando. Sì, va mamma, va. Dica mamma. E vada tinta! Mi è venuto appetito! Vado a provare qualcosa per mangiare! Sì, mo vengo pure io.
Via. Che sta? Io sapevo, tesoro mio, e anche tu mi tieni nel cuore, sulla bocca e nella mente. No, ti tengo in coppa stomaco, in canna e in fronte. Che io non l'hai visto? Ah, è tutte e due, sole e sole in fuoco, io. Ma così mi sono chiusa. Questi qua devono essere quelli commemorativi, mamma mia. Sì, perché a noi sono i fratelli bandiera, Attilio ed Emilio, sono di colore diverso. Questo invece fa parte del Giro d'Italia. Ferma tutto. Guarda un po' la combinazione, no? Anniversario dei 100 anni di Giuseppe Garibaldi. E chissà quanto vale in coppa mercato, perché già sono passati 50 anni e chi tra 50 anni saluta a noi sai avranno ancora più i valori. Aspetta, ferma, qui bisogna prima controllare però, fammi vedere. Allora, anniversario Giuseppe Garibaldi, anniversario Giuseppe Garibaldi, poi calmi. Anniversario Giuseppe Garibaldi deve tenere 34 tempi. Sì, che si ne tiene 33, io 35 non vale via. A noi. Dunque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, suonano pure con insistenza. Così, guarda, mi sarà successo qualcosa di grave. Mamma mia, speriamo di no. Guarda, tu. E Bea, prego, incomodatevi, Bea. La sta proprio. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ho finito da poco Notte ad Achille, marito di signora Capasso. E allora ho pensato, è meglio che mi anticipo, anche perché, essendo primo giorno, ci saranno sicuramente tante cose di cui venire a conoscenza. Avete fatto proprio bene. Noi qua la mattina siamo tutti, come si dice, mattutini, che ci alziamo tutti presto, è vero o no? No, io veramente appena ci sono tutti bussati con insistenza mi sono un po' preoccupato, perché fuori si può dire che era ancora notte. Sapete, Bea, noi e bussate prima mattina e teniamo per malaugurio. Ma se preferite che io prenda servizio più tardi, per me non è problema. No. Scusate, noi abbiamo detto così perché se lo sapevimo prima ci avessimo fatto trovare una bella tazza di caffè bella pronta. Sapete, qui la macchinetta è sempre bella e pronta, perché il caffè per Biaso è come se fosse l'olio per far partire il motore. Dai, una batteria scarica. Avvocato, se ne pure che questo pomodoro non funziona. Questa è bella. Va bene adesso però. Su. Adesso mi metto in moto io. Per prima cosa apriamo finestra. Apriamo finestra. Ecco qua.
bisogna fare entrare aria. La mattina è salutare respirare aria fresca a pieni polmoni. Respirate aria con me. Ecco qua. Poi, seconda cosa, bisogna preparare caffè. E questo preparò io per tutti. Basta solo che mi facciate vedere dove posto materiale e io preparo caffè. Terza cosa, mi reco a svegliare nonno, così da poterlo preparare, lavare e pettinare. E queste sono 3 regole fondamentali a cui tengo moltissimo. E scusate se mi ripeto, esigo che siano rispettate. Per il resto vedremo il lungo corso di giornata. Ma perché vi dovete prendere tutto questo fastidio? Quello è il nonno Garibaldi, la mattina presto ci sono proprio in pronto, è il primo della truppa a svegliarsi, non vi preoccupate. E poi a noi ci fa piacere che voi abbadate a lui, perché lui è la cosa più importante. E poi per il resto, come avete visto, qua ognuno di noi si abbada per sé. Signori miei, mio lavoro io conosco molto bene. Lasciate fare a mio modo e vedrete, rimarrete più che soddisfatti. Abbiamo fatto una domanda. Sentite, io non vi vorrei dare tutto questo disturbo, carambea, ma prendete a me per esempio, no? Io siamo a vita, non mi soso e non mi faccio una bella tazza di caffè con le mie manucce. Io non so proprio come cominciare la giornata, avete capito, no? Queste sono abitudini che noi ci portiamo alla vita. Vedrete, tutto è incominciare. Anzi, se mi procurate doppia chiave di portone d'ingresso, io la mattina non vi sveglio neanche, non busso. Quando poi avrò preparato caffè, verrò a darvi buongiorno. Scusate, forse non ho capito bene, cioè, noi gli dobbiamo dare una chiave, così voi la mattina venite, aprite, entrate e zitta zitta prendete servizio. E che sto servizio zitta zitta, Noi domani mattina vogliamo fare questa prova? Io non so se ci riesco. No, perché per me sarà una cosa molto difficile. Io so 30 anni che a provare un caffè a chi sto. Potrei tutto insieme un anno a provare latte e mi portano a me. No. Vabbè, facciamo finta come se stessimo in un albergo, così ci portano la colazione a voi. No, tu lì, è che mi sono callettato. No, lo tengo per malaugurio. No. Io capisco, ma non vedo che cosa dobbiamo fare la mattina così presto tutti in piedi. Ci diamo solo fastidio l'uno con l'altro. Adesso basta, su, andate subito a prepararvi vostra toilette. Io proprio là devo andare. E in pure già, sentite, lui canta a sta casa tenim una sola toiletta e dobbiamo andare una volta, uno alla volta. Perciò vai prima tu che dopo vengo io. Andiamo. E io come al solito sono sempre l'ultimo e me la già trattenere. Su, dietro front. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Buongiorno. Buongiorno signor generale. Voi già siete a poco, prego, e me l'aspettavo. Anch'io sono sempre il primo ad alzarmi. Oggi poi particolarmente deve scendere in città per un raduno di camicie rosse.
Spero che voi vi unirete assieme ai generali. Signor generale, se questo è il programma, quando sarà ora mi farò trovare pronta e vi accompagnerò. Il resto delle truppe le lascerò accanto, riposeranno. In certi casi bisogna capirli. Dopo tanta fatica il riposo è necessario. Va bene, adesso vi preparo una ricca colazione. Grazie, nel tanto ritorno sotto la mia tenda. Appena pronti vi fate avvertire. Ah, tardi! Agli ordini, signor generale! Dietro, fru, avanti, va, va, Bene avete fatto? Isabella, tu siedi qui. Rosina, tu siedi qui. Biagio, tu qui. Comandi! Ma che resta, ciofè? Ma fare un caffè in giardinello, si può bere, sapete, ma pare asfalto liquido. Mamma mia, tieni ragione, fare tutto, ma mai caffè. Ma mo che pulissimo, faccio un preso su un bar a rampa, preoccupata. Uè, ma mi raccomando, mo che gli esce caffè, non ti cite che è malamente, mi mette paura subito. Decidere che è buona. Sì, stai fresca. Scusate. Ma io non so se l'avete notato, anche voi, che se mi pare che volesse comandare un po' troppo. Niente di me, e mo te ne siamo, che tra tu che sei miseria! Ma io non posso sapere, Ma siete tutte e due, state zitta! Zitta. Facete un po' che... Io le dico solo, senti bene, noi ti abbiamo chiamato perché tu devi abbattere solo al nonno, è lui che te ne bisogna. Noi siamo automatici. Proprio così, automatici, come una macchina fotografica. Ho me un breo. Vieni Garibaldi, tu siedi qui. Grazie. Adesso ti servo colazione. Voi già siete a poco, prego. Aspettate. Bicchio! Avanti! A cosa deve questa vostra chiamata? Le prossime campagne saranno più dure. Nonno, vi voglio far notare che appena siamo pronti si parte. A voi vi accompagnerà Bea. Mi raccomando, precisione! Adesso è ancora presto, fate prima colazione, così nel frattempo vengono anche gli altri patuti. Scusi mia amica, come vedi non ho mai un po' di tempo per starti vicino, Che peccato! Teniamo una vita annanzi, Garibaldi. E chi è che stamattina, prima mattina, lui si va a brecchia? Buongiorno signora Capazzo. Buongiorno. È successo qualcosa da dire? No, sta bene, che io volevo chiedere un piacere. Ma prego, accomodate. Grazie. Buongiorno a tutti. Buongiorno signora. Scusatemi dell'ora. Ma no, ma che fanno? Qua siamo abituati ad alzarsi presto la mattina. Noi siamo matturini. Signora Capà, pigliate un po' di caffè, l'abbiamo fatto appena caldo. Grazie. Ieri sera, sentendo la notizia alla TV e leggendola sul giornale, ho appreso che a Napoli, a Piazza 3 Settembre, ci sarà un maturo di nostalgici per il 150esimo dell'unità d'Italia. Mio marito Achille, come ha saputo la notizia, si è fatta frappare, perché a suo tempo faceva parte anche lui del corpo dei bersaglieri e vorrebbe partecipare anche lui a questa manifestazione. Però voi sapete meglio di me le sue condizioni. Io non gli voglio fare un torto. Ha saputo che Naco ci andrà. E che bella compagnia. Se ci fa subito la notizia, caro.
A questo punto Bea darà anche un'occhiata a mio marito Achille. E vabbè, voi a preparato era bello, vabbè. Quando all'ultimo e cuciamo a tutto quanto e facciamo una scesa. Voi mi dovete perdonare, io però purtroppo non lo posso accompagnare. Perché ho preso degli impegni importanti. Ma non vi preoccupate, signora Capazzi, tanto quelli li vengono a prendere col pullmando. Poi se li prendono tutti quanti, li portano e poi ci portano alla rete quando hanno venuto. Come una raccomandata che ha ricevuto e ritorna. Grazie, allora io posso stare tranquillo. Tranquillissima. Allora io mi vado un po', guarda che me la bella. Come fosse un panettone. E da sapete, era ancora l'uniforme col cappello con le piume. Anzi, siamo imbalsamate. Bea, io conto su di te, ma raccomando, non lo lascio per nessun motivo, mio marito Achille. Voi sapete come sta Achille? Signora, su, andate tranquilla. Sapete, stiamo reclutando la giovine Italia. Ah, come si sono messe cose, secondo me piace pure tu. Chi si perdono? E capite pure tu, vabbè? Signorine, su, colazione è pronta. Accomodatevi. Voi dove facete presto che facete tardi, Stamattina mi pare che stanno tutti quanti eccitati. Ma non vedo che stanno tutti quanti attorno a noi. No, presso un nonno ci sta Bea, essa la da badà, che c'entra? Invece a me che sta badando, mi staranno di pressione che parecchiano un chiono. Eppure una buona comandante. Hai sentita prima? Su. Sentite, che è il primo giorno che è venuta, no? E fate rendere conto pure delle nostre abitudini, No, sapete, sai che ti dico? Che siamo noi che siamo abituati. Perché che alla fine mo una comandata sulla bacchetta. Io per me mi ritengo fortunata. Perché con il lavoro che faccio, sicuramente ci avrà già poca che fa. E che già dicevo che già tengo la maestra a scuola. E non ne volessi trovare la casa. Quando a chiacchiere che state facendo piccine, ma voi che c'entrate? Oggi è una giornata particolare, non se ne scendono tutti quanti con il pullman e quindi chissà qualcosa a dire, a voi dove vostro? Si è fatta volontà lo cielo stamattina. Sicuramente non ne sarà contenta. Voi volete sapere una novità? Volete sapere la Sapete chi si unisce col nonno oggi? Chi, mamma? Niente di meno. Achille, un marito della signora Capazzi. Ma Achille si manda a letto per miracolo. Ha detto che verrà vestito pure da bersagliere con le piume imbalsamate. Ce l'avevo pensato, pure questa cezzi crescente. E come no? Sì, ora pensiamo a scendere, che si fa tardi a scuola. Svegliate, ma raccomando, state attenti. Buongiorno, è pronto? Ehi, ma ci processione. Siete pronti? E aspettiamo solo bersagliere o piano di coppa. Aspettate, Teresi, va a avvisare la signora Capasto piano di coppa che facesse scendere il nonno umano. Però mi raccomando, non facete correre, perché così non lo vedo la fanno. Buongiorno, siamo pronti, si va? Scende, sta aspettando al basso. E noi stiamo aspettando un bersagliere o piano di coppa. Caripa, te di, già si vedono un sacco di gente, che bandiera a tutti i parti. E allora muovete, via, facete presto. Ma raccomando. E che cazzo, la ghippa ci porta le Buongiorno, scusate se mi accodo a voi. Mammi, ma quando è che mi capita più un'occasione come questa? Non ci vuole, aspettare 50 anni. Su, siamo tutti pronti. Nonno e Achille vengono sotto il mio braccio. Facciamo presto, se non l'autobus se ne va. E voi abbiate mannaggia, io e Leonardo veniamo a presa. Ma raccomando, state attenti. Divertitevi. Non ti preoccupare, prego. Avanti, marcia! Maronna mi mannaggia il buono. Ma che sei messo nella fronte? Cosa
Guardate, sicuramente molta confusione. Non vi preoccupate, quella è una festa. Napoli è tutta abbandierata. Ma io non volessi sbagliare, a questo raduno mi sembra che ci vanno pure le scuole, così mi ha detto mia figlia Stella, che le hanno fatte storiche e sicuramente ci faranno fare pure il compito in classe. Pure Carluccio e Caterina si uniranno alla Croce Rossa. Vicino una vella tutte e parte. Sì, mobilità per mezza Italia. Che su proposito, a fammi a vedere se io voglio un prosciutto, per Prego. Uè, chissà quando tornano, te ne avranno che condocca, che ne succede, speriamo bene. Finalmente stiamo solo. E tengo tutto il tempo. Un tempo? Non mi dice niente. Tengo tutto il tempo e tu conta non suona. Mamma mia, suona. Me l'ha già fatta stanotte. Me l'ha già riservato molto. Perché prima stava troppa confusione. Giusto. E che aspetta facci la sera. Speriamo che siamo più fortunati. E allora ascoltatemi. Maggio suonato, io sono rimasta bella, scendevano a fare certe spese e sono venuto pure guaglione a presa e come al solito pure un piazzo. Insomma, avevamo lasciato nonna sola. Quando è più tardi che tornammo, dinanzi all'occhio noi troviamo e il porto d'entrata spalancato. Noi subito abbiamo pensato a nonna, che se ne era fiume, e siamo corsi a ieri. E troviamo un nonno assettato a mezzoletto, attorno a uno sperpetto, che diceva, Mariuola, la casa mia! E la stanza era tutta arrotata, roba per mezzo, tiretta alla punta, fino all'armadio, stava sotto in goccia. Tu ti sei avvicinato vicino a nonno, per cuidare, pure per capire che era successo. Io invece nel frattempo mi guardavo attorno pure per capire se ci mancava qualcosa. Marito, che suona che si va a fare? Che se non è niente, non può che iva dall'armadio di un nonno e che mancavano? Che mancavano tutte le cravatte. Dici, lei ha che le cravatte? Ci teneva assai. Sì, erano la mia fortuna. Sulle cravatte? Mancavano sulle cravatte? Sulle cravatte, nient'altro. E poi essa che mi diceva, sora mia, non barretto, ti so quattro cravatte brutte e vecchie. Ma io ci spiegavo che quelle cravatte erano la mia fortuna, perché io ci stavano tutti i soldi che mettevo a pizzo. Pizzo e cravatte? Sì, anche e cravatte. Io, sapendo che nessuno la usava, quello che piava ci metteva i soldi. Ma che suono ti vai a fare, Rosanè? Questo è un altro sproposito tuo. Brite di poca occasione. E ti sembra che teniamo anche l'occhio picchiare. E poi, tutti insieme, ti versi una mettere i soldi e nascosti dentro la casa. E mentre stavo in meglio suono, oggi sono teso un campaniere, mi sono asciugata e non sono riuscita più a capazzagna. Eh sì, quella era Bea che ci è venuta a consolare che era ancora notte. Però che se non si fanno è giusto. Ci poteva dire che mi ha bussato più tardi. Ma noi ci siamo trovati a belle e buone tutto quanto all'est, miezza la cazzo. Si è trovata la scusa che sai a rendere conto di quello che ci stava a fare. Era un primo ora. Vabbè, però questo non c'entra, scusate. Fa parte dell'educazione. Ci dai persone nel tuo suono. Vabbè, mo ce l'abbiamo spiegato, speriamo che l'ha capito. Insomma, Rosanè, tu questo suono che ti fa? Che ci vuoi fare? Che veramente tieni i soldi nascosti. Senti, Luisa, che la sta sora mia, tutti i suoni che si fanno, diventano sempre realtà, succedono veramente. Succede che adesso i soldi mi cravatte. So suono e come tale rimangono. Senti, Rosanè, ma proprio per tranquillizzare. Ma perché non vai in da stanza nuova? Vai a prendere l'armadio se ci stanno tutte le cravatte tu. Ma giusto per tranquillizzarti, ma che là stanno, ma chi può che ti tocca questa cravatta? Oggi pazienza, va? Oh bene, va. Ma così stiamo tutti quanti più tranquilli. Va bene, va. Giovanni, proprio fa contento, ma vi dico che solo non suona. Sicuramente. Uè, questa sora mia, questo suono che si fa, ci fa stare sempre in palpitazione e si sapesse la piccina che si fa con piazza. Oh vero?
con chi poi? Sì, perché quello Biagio dice che è una meggera, è una strega. Ah, e non collabora alle spese di casa, è un apriccioso maestro. Vabbè, basta capo, se tutti i suoni saperassero. Aiuto, aiuto! Mario, la casa mia! Che succede? Mamma mia, una cosa! Che sta? Mamma mia, Mario! Ma quale Mario? Vedi che tu di mamma? Mario, la casa mia! Di Mario, perché? Mario, dammi una cosa! No, non ti Mamma mia, fa Mario, la casa mia! Che sta? Mamma mia, Mario, la casa mia! Che sta? Mamma mia, le cravatte non ci stanno più! Mario, la casa mia! Non mi chiamano! Le cravatte non ci stanno più! No! No, fammi aprire! Le cravatte mie! Mamma mia, che lo vede il cravatta non ci sta? No, io voglio sapere, ma con me sto fatto? Non ci stanno queste cravatte! Ma sparivano tutti insieme! Una per successo dei Mariuolo! Ma sto Mariuolo come sapeva che era in dei cravatte di miei soldi? E non c'è mai in nessuno sul segreto! No, era fatto! Mamma mia, vi voglio morire! No, fammi capire, che pulito fa! Mi sei sotto pizzo! Perché lo più giovane, che quando poi me ne ha buttato un matrimonio, ci abbiamo dato in toto! Tu ti dici che sto consiglio? E non merito niente! No! Ma non sono la tua sorella! Perché non mi ho deciso? Io non capisco tutto questo mistero! Ci stanno tanti modi per salvare denaro! Poteva mai pensare che si rubavano 4 cravatte brutte e vecchie e pure fuori moda! No, mo, ci chiede calma, sorella mia. Mo che vengono tutte quante. No. Mo che vengono tutte quante la festa. Vieni che si accorge tutte cose domandiamo a loro, si sapano qualche cosa. Che già dice? Certamente! E poi ci stanno solo voi! Ma per buona estate, che si è fatto studiare! Non sarà mai no! Ma io dico sempre, sta sorella mia, questo sogno che si fa, ci fa sempre in palpitazione. Mario, sta volta con me. ma Io non lo so. non è come alla di foto. E se stessa cosa le cravatte non ci stanno. Ho visto che non ci stanno. Ma molti sanno. Chi non crede che già saranno loro, sono venuti a casa tutte e sono venute, no? Sì, facevano perché per venire. Ma che? Chi non sa manco arrivare? E va bene, mi sa oggi pazienza, va replica, non c'è niente di più. Stai aspettando a qualcuno? No. Mamma mia, voglio morire. Mamma mia, voglio morire. Prego. Accomodate. Buongiorno. Ma che è successo qua? Che tu hai, Luca? Buongiorno. No, sapete, il brigadiere che sto dicendo nel tuo palazzo. C'è Mariuolo. Sai, Mariuolo? Ma non ho capito, che è successo, brigadiere? Voi avete notato qualcosa di strano? Persone in giro che non avete mai visto? No, brigadiere, qua nessuno strano. Come vi devo dire, voi siete capitato come calcio sui maccheroni, perché proprio in questo momento ci siamo accorti che ci hanno furtato le cravatte. Delle cravatte. Cravatte. Sì, cravatte. Ma cravatte speciali. Cravatte speciali, ma signori che erano fatte sti cravatte? C'avevano le tasche piene. Le cravatte con le tasche piene. Dite a sapere che mia sorella qui presente aveva preso l'abitudine di conservare i soldi che mettevo pizzini e cravatte. Signor, ma ci dammi capi meglio. Se non sbaglio, voi mi state dicendo che vostra sorella qua presente nascondeva i soldi dentro alle cravatte. Ma signora, quando ammontava su per giù? Precisamente non lo so, io che le castipavo a fine un mese e mettevo delle cravatte. Dentro alle cravatte, insomma. Ma mi stai tutto scemo? Sì, dentro le cravatte. Ma dentro dove? Nelle tasche. Vedete? Questa è la cravatta. Io la prendevo così con delicatezza, la giravo, ci mettevo i soldi nelle tasche e le rimettevo a posto.
Ma signor, accetta pazienza, ma su perciò quante cravatte imbuttive vi sono andati a questo modo? Brigadier, magari hanno fatto un parole che abbottonava, ma che ne saccio, 20, 30, 40, 50, fatto stare alle cravatte, non ci stanno più. Ma che venivo le cravatte, signor? Ma no, brigadier, ma noi qua siamo tutti di famiglia. Come può essere successo questa roba qua? E posto, fatte le cravatte imbottite e sapeva solo la sorella. Era un suo segreto personale. Allora, siccome riuscito voi, non avete notato strani in giro, allora la soluzione è una sola. O Mario lo tenete in da casa. Ora, se vogliamo scoprire questo topo, voi non dovete fare altro che dirci i nomi e i cognomi di tutti i familiari e dei parenti che vi frequentano la casa, perché dobbiamo interrogarli. Ma che non ci sta di sciuro, sono io tutto quanto alla festa dei Garibaldi. Ho capito. Allora, signore, facciamo così, quando i vostri parenti tornano da questa manifestazione, allora voi vi sedete bello attorno a un tavolo e aprite l'argomento. Se non dovessero scaturire indizi e voi volete comunque esporre denuncia, allora non dovete fare altro che contattarci. Solo così noi potremmo fare le indagini di nostra competenza. Voi avete capito, no? Sì, abbiamo capito. Speriamo che tutto si risolva, perché poi mi dispiacesse. Al momento è nato, ma tu sei il colpevole. Ma guardate un po' che si passa, se non posso andare, chi lo sapeva? Ho capito. Signora, sono sonnato sto fatto. Il sogno è diventato realtà. E allora che pulite caverico? Vedete le cose vostre e se ritenete opportuno ci chiamate. Adesso dobbiamo proprio andare però. Buona giornata. Buona giornata, grazie brigadier, grazie di tutto. Accompagni. Signor, se avesse va suonato il numero all'8, facciamela la sapere. Senz'altro, brigadier, buona giornata! Grazie. Scusatemi tanto, buona giornata. Arrivederci. Sappi, ma tu pensi veramente che Mario lo tenemmo in casa? Come tu il brigadiere? Ma no, ma chi si permetteva? Noi qua siamo tutti di famiglia. Fatto sta, Calla, e cravato non ci sta, ne avete visto pure voi. Ma mamma aspetta solo che tornano tutto quanto, così. E qualcosa dasci fuori, domandiamo a loro. E chi è mo? Guarda lì. Trase. Qui, non volenne. Ma ci stiasci 2 carabinieri. Ma è successo qualcosa fatto? No, niente. Hanno rubato 2 palazzi e stanno facendo l'indagazione. Tu hai visto stranieri in giù? Ma non mi pazzi per stranieri. No, quelli 2 agenti sono entrati solo per informazioni. E poi la combinazione ha voluto che Rosanella ha scoperto che ci hanno rubato le cravatte. Niente di me. E che se ne faceva? Non ha già di pazienza. C'è sta gente che va per tutte cose. La sapevo. Cachella, rinda la cravatta, sorda. C'aveva mica i soldi, che si stavano. Io mi faccio la croce con la mano storta. Ma pensate voi, non è che sapendo che erano cose inutili, avessero fatto una bella mappatella e avessero buttato in una monnezza. Ma è impossibile, Tere. La volta avevo controllato. Che sta sora mi si è tornata su noi stanotte, il sempre bello suono che fa essa. E che sa su noi? Che erano trasferiti, i marioli rinda a casa. Ma sempre rindo suono. Sa su noi che mancavano i cravati dall'armadio, no? Uè, che la non aiuta a controllare personalmente. Ha trovato la sorpresa, i cravati veramente non ci stanno più chiudere. Mamma, aspetta solo torno tutto qua. Per forza. Con mamma. E chi saranno loro, pensa, no? Va bene, fate comodo, ci vado io. Ui, allora come andate? Vedi. Oh, è uno spettacolo, non me l'aspettavo! Bello, bello, veramente!
Questo incontro è stato una forte risposta alla nostra causa, o l'uomo o la morte. C'erano tutti i corpi d'armata, ma noi dei bersaglieri sì! Siamo stati quelli più applauditi! Ho notato che c'erano molte, ma molte persone, sì, commosse al passaggio della fanfara! E per forza saranno commosse! All'improvviso Garibaldi ha cominciato a urlare come forsennato: a noi camicie rosse, tutti a Roma! Mentre invece a Achille ci è mancato poco che non si metteva a inseguire fanfara di bersaglieri. E come fate alla guardare? Per fortuna Crescenzo, che era nei paraggi, l'ha afferrato, mentre io cercavo di tranquillizzare il nonno, che continuava a urlare come forsennato. Ma per fortuna adesso sono più tranquilli, anche perché ormai sono stanchi. Permesso, e scusatemi ancora, Achille come si è comportato? Signor, davvero bersaglieri! È andato tutto bene, si sono solo lasciati prendere un po' da entusiasmo, ma possiamo ritenerci più che soddisfatti. Brava Achille mio, brava! Hai fatto ancora la tua finita, sì? Ora sei stanco, su, prendiamo a casa! Tu pleno, tu hai, sei sta, metto poi! Venite con le ragazzi battuti come lui. Dai, ringraziamo tutti di voi, su andiamo, Grazie a tutti quanti voi per questa meravigliosa giornata. Mi è sembrato veramente di tornare indietro negli anni. Grazie e buonanotte. Buonanotte a tutti. Viva l'Italia! La 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 la. Ma Fornuto di festeggiare. Ah, mamma Fornuto con nonna facciamo con te. Oh zì, che sta festa è stato come scudetto Napoli. Che io sapevo quanto tempo mi aspetta ancora, povere. E chi sicuro aveva ragione. Vabbè, ma ora mi pare che abbiamo festeggiato un po' troppo, però. Ma siete allegriate che accogliente da parte tutte le forze politiche e militari. Figuratevi, ci siamo fatti coinvolgere tutti quanti. Quando succedono questi eventi si coinvolgono tutte le italiane. Non posso immaginare. Ah sì, c'è da tutte le parti, perfino a coppa in qualcuno. E poi tanta bandiera tricolore, tanta bancarella, noccioline, caramella e anche il torrone del principe. E voi, ci stiamo pure in scuola, tutti quanti che banderelle in mano a cantare. La 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 la. Mo ti fermare, non ti siamo capito, ti fermare. Vabbè, quello sicuramente ci stanno pure Caterina e Stella, ma mi sa tutto che la gente non ha riuscito a libreria. No, ecco c'è il sinaggio da vista. Sicuramente era sta pure loro. Sì, che le guaglione ma è una ritta che partecipavano pure loro, sicuramente. Troppa gente, siamo già stati fortunati a non ci perdere una marea rossa. Figurati, ci stavano un sacco di stand che vendevano tutte cose a poco prezzo. Ci siamo fatti via da poco. Hanno fatto come il poco. Ci siamo accattati noi nei cammini. Ma Rosalie, ma perché tu non parli? Perché se stai zitta così? Via, lasciala sta. Oggi non è proprio giornata adatta. Ah, perché che l'hai detto? Perché sta con musso tu? È giusto che sta così. Sono cose che succedono e per questo sta pure nervosa. Ci hanno fatto una brutta sorpresa. Hai venuto, posso sapere che è successo? Via, sono trasuti i Mariolo Rinda e l'hanno rubato. Sono trasuti i Mariolo Rinda a casa. E poi a tossire. E adesso stiamo facendo l'indagazione. Ci hanno fatto trovare l'armadio vacante. S'hanno rubato tutte le cravatte nonna. Non l'ho capito. E Mariolo, la serrinda a casa della gente, ma sa come è cravatta. Ma che le rinde e cravatte ci teneva un tesoro. Oh, c'avevamo un tesoro in casa e non lo sapevamo. Gesù, un tesoro. Noi se
Rosanello, rinde e cravatta. C'avevo posto i soldi che io mettevo pizza. Ogni cravatta, nascondevi il denaro. Aspettate, facetemi pensare. Voi mi volessimo far credere che Rosanello metteva i soldi in dei cravatte. Precisamente. Rosanello, come era successo questo? Via, è come se stesse a lui. Aspettate, non fammi un piacere, vieni qua. Vai a urlare in là e fai venire subito Carluccio e Caterina e dici che preso una presa. Perché no? Ha già rendito la giornata però. Non ha, va e non torna se non stai insieme a loro, Ma perché via, pensi che Giulio ci può aiutare? Aspettate e vedrete. Ma perché dici che se Giulio vuole sapere qualche cosa? Speriamo che ci aiutino a sbugliare sta matassa. Allora è proprio come te brigadiera. Un maricolo prendi in famiglia. Che brigadiere, che chiamate dei carabinieri, mo che ci c'entrano? Aspetta, Bia, tu non sai niente. Siccome in tuo palazzo ci sono stati dei furti, hanno chiamato le forze dell'ordine e quelli si sono presentati anche da noi per chiedere informazioni. E noi ci hanno raccontato il fatto che c'era successo a Rosanelle, capito? E allora il brigadiere ha detto, facendo le analisi, ha detto che secondo luglio il topo udinimbro in da casa. Ma che ne sa, avrà visto la trappola in due correre? Sicuramente. No, comunque ha detto che il topo stava dentro casa. Poi, se vogliamo chiedere qualche cosa a loro, ha detto fateci sapere e noi cerchiamo di indagare. Niente che almeno siamo arrivati a metterci nei confronti con la legge, capito? Ma sapete che perché? Se le cose stanno come dico io, sta cosa la potremmo risolvere qua in famiglia tra di noi, lo sapete? Via, tu stai più bene pure tu. Ma mo sono rientrati i piccioncini, l'ha pure accennato un po'. E tiriamo bene la chiarina tutto, non ti preoccupare. Benissimo, vatta a setta. Buonasera. Buonasera. Calma, Carlo, puoi spiegare ai signori qui presenti della tua passione per le cravatte, specialmente quelle antiche, quelle là con le tasche larghe e profonde? Eppure tu, Caterina, ci vuoi spiegare perché ti sei appassionata così tanto appresso a X? Posso parlare? Puoi. Signori, me l'aspettavo questa chiamata. Per quel che mi chiedete, sì, sono sempre stato un appassionato di cravatte, ma dopo quello che è successo, per ovvie ragioni, mi sono appassionato di più. È stato un puro caso, nulla di pianificato. Io e Caterina eravamo in buona fede, noi mica potevamo mai non vi anche voi siete un collezionista di francobolli. E se mi fosse capitata la stessa cosa? Fermati, a me non è capitato, vai avanti. Tagliamo la testa al toro, va bene, lo ammetto, sì. Vi chiedevo i soldi per un secondo fine. Ma sono sincero, io... Cravatte? Sì, le cravatte, però sono sincero, non sapevo di tutti quei soldi, davvero. Era mia abitudine controllarne una per una, leggerne le etichette per capirne il valore. Un giorno mi capitò di osservarle più in profondità e davanti agli occhi miei accadde un miracolo, sì. Dalle tasche di quelle cravatte uscivano soldi ad non finire. Abbiamo capito. Rimasi di stucco e non seppi che fare. Andai da Caterina e gli raccontai l'accaduto e alla fine decidemmo di conservare tutto in un cassetto. Ma avremmo restituito tutto quanto
Non avrei mai fatto una cosa meschina, rubare soldi altrui, assolutamente no. Oh, assolutamente, chiama pensante. Eppure tu, Caterina, ci vuoi raccontare che cosa, come mai ti sei appassionato pure tu? Papà, anzi, Uzi, quanto è successo è pura verità. Il dubbio rimaneva solo di chi erano i soldi, ma questo non era importante. I soldi, come d'accordo, venivano consegnati lo stesso. Ma poi, riflettendo a un certo parlare di zia Rosina, mi sono convinta che i soldi erano i suoi. Se tenesse, non ci pensasse due volte e facesse sposare subito, senza tanta spiegazione. E poi ricetta, che se ci avesse fatto una sorpresa, sarei stata zia più felice di sto mondo. Bravo, infatti la sorpresa ci hai fatto, Perciò si chiudevano lì da una stanza e contavano sempre. Questo me lo ricordo anche io. Ma ciò non toglie a giustificare quello che hai fatto. Mo sta a Rosanel stabilire se perdonarvi o meno. Ovvero, gli avevo posto i denari tinta e cravatta, con pensiero che l'avrei data a questo 2 giorni, appena avevano appuntato un matrimonio. Però è successo quello che è successo. E ma che potremmo fare più? È come se fosse stato un anticipo. L'importante è che rubanano in famiglia. Non se ne perdona, l'hanno fatto in buona fede. Questo non è a rubare, diciamolo tutto onesta. Oh, non è a rubare, per carità, questo è fottere. Ma io sapevo che in fondo mia sorella lo teneva tanto. Ma che cosa, sapevi? Ancora? Ma tu sono dei marioni. Ma che marioni sono? Si porta indietro alle fruttine. Così, un brutto è passato. Un suono che ti hai fatto è stato un bonifico. Ho fatto che queste suonne e sorella si sono sempre avvenati. Allora, che hai deciso? Così purtroppo, E perdono, grazie. A noi camicie rosse! O Roma o la morte! Oggi 20 settembre 1870 c'è stata la presa di Porta Pia! Evviva l'unità d'Italia! Evviva! L'Italia si è unita! Adesso sì! E allora siamo tutti Garibaldi! Momento di presentare gli artefici di questa commedia. Secondo carabiniere Stefano Mazzella. Primo carabiniere Valerio Ferraiolo. Achille Giovanni Di Scala. Signora Capasso Maria Flora Ielasi.
Sasà, Roberto Califano. Crescenzo, Franco Sasso. Luisella, Alessandra Di Iorio. Bea, Carolina Palma. Professor Dauria, Gino Cirimmina. Carluccio, Paolo Feliciello. Leonardo, Franco Palma. Teresina, Daniela Scotto Di Gregorio. Rosina, Anna Iaccarino. Garibaldi, Vincenzo Tortora. Stella, Teresa Arcamone. Caterina, Lucia Patalano. Biagio Picone, Ernesto Ferrandino. Isabella, Ersilia Patalano. Suggeritrice, Michela Mosca. Scenografia, Umberto Canestrini. Luci e suoni, Francesco Rando. Organizzazione artistica, Peppe Matuozzo ed Ersilia Patalano. Eccezionalmente hanno sfilato le maggiorette di Barbara Lofermo, guidate da Antonella Vitiello. Truccatrice, Sabrina Salvato. Regia di Ernesto Di Liddo. Grazie infinito. Senza il pubblico il teatro non si può fare. Mi aspettavo qualcosa in più, ma il Napoli ha giocato stasera e abbiamo avuto molti assenti. Va bene, siamo felicissimi lo stesso questo grande gruppo, perché vedete non sono 7-8 persone da mettere d'accordo, ma la bellezza di 18-20 persone. Questi veramente mi danno molto da fare. Un aiuto l'ho avuto anch'io. Devo ringraziare Ersilia Patalà, Matuozzo, che hanno avuto la pazienza anche loro di mettere in linea questo grande gruppo che io amo molto. Vi ringrazio e speriamo che domani sera ce ne sia in pubblico ancora in più. Grazie e buona serata. Ha presentato Miriam Ferrandino. Grazie, buonanotte. Il mio qualche commento, è piaciuto? Bellissima, sì. Divertente. Ciao. Ancora di più. Ma parecchio è giù. Sì, bella, madame, sì, bella. È bellissima, che ci possiamo fare? È bella, brava. Tenete cosa questo? Già gliel'ho detto. Mi fa emozionare. La prossima volta me la sposo. Giuro, me la sposo. La prossima vita. Prossima vita, grazie.